Dopo l'udienza in tribunale a Vicenza di venerdì non c'è stato ancora alcun contatto né ufficiale né informale fra lui 7 Pedemontana e la famiglia di Ettore, il piccolo di Rossano Veneto affetto da una grave patologia che impone la presenza di un operatore sanitario durante le ore scolastiche. Sorpresi e amareggiati i genitori che hanno appreso di una presunta apertura da parte dell'azienda sanitaria solo tramite i media. Ci è sembrato molto scortese e inappropriato le affermazioni che sono state fatte ieri dalla ASL. Queste affermazioni, queste proposte vanno fatte in forma scritta, assolutamente scritta e non verbale. Noi non abbiamo ancora ricevuto niente di ufficiale in merito, nonostante abbiano tutti i nostri riferimenti, hanno i numeri di telefono, hanno tutti gli indirizzi mail, tutte le PEC, ma d'altronde la ASL non ha mai risposto a nessuna PEC che abbiamo mandato in tutti questi mesi. I genitori criticano inoltre fortemente la scelta dell'azienda sanitaria di esporsi pubblicamente su un tema così delicato mentre si attendono i risultati dell'udienza del tribunale. Ci pare inaudito e strumentale, oltre che offensivo, fare queste affermazioni nell'attesa che venga sciolta la riserva da parte del giudice. Sui diritti di Ettore i genitori non sono disposti a cedere, neanche di un millimetro. Non siamo al mercato del pesce, qui si sta parlando dei diritti di nostro figlio, diritto all'inclusione, diritto allo studio. Noi ovviamente non molleremo di un millimetro in attesa della sentenza del giudice. Noi continueremo a chiedere la copertura totale infermieristica per l'assistenza del nostro figlio. Il nostro figlio deve andare a scuola tutti i giorni per tutte le ore possibili. Non siamo disposti a trattare perché qui appunto si sta parlando dei diritti di nostro figlio.